Hanno bloccato, ci bloccarono i forconi, allora, il camion con le scene che andava a Roma, cioè gli attori arrivavamo 48 ore prima delle scene. Sì, che di solito succede il contrario. Però questa volta hanno garantito che non faranno del male alla Sicilia, ma faranno proprio una protesta per la Sicilia. Ne parleremo mercoledì. Seguiteci. Allora, che mi dice? No, dicevo, signor La Rosa, che pigliato un biglietto, questi treni, almeno i gradini sono troppo alti. Lei dice i gradini per salire? Per salire. Sì. Perché io pigliai un biglietto, parto subito per salire sul treno e gramminne a Roma, ma c'era una signora davanti a me con una gonna di queste strette. Sì. Con i bottoni di dietro. Queste gonne con i bottoni di dietro, sì, le conosciamo. Cioè che già si deve camminare così, no? Sì. Sono un po' a tubo, un po' attillate, un po' a tubo. Non capisco un tubo io quando parlo di queste cose. Sono un po' attillate. Come fai a salire sul treno? E allora la signora con una mano si appoggiò alla maniglia e provavo, si girava un italiano in compito a dire scusi, un attimo. La signora era in imbarazzo. Sì, prego, signora. Cercava di spingersi con la mano, ma non ce la faceva, e allora pensò bene di slacciare il primo bottone. Certo, per agevolare la salita. Esatto. Lei spiega Pechino se ci spiega. E sbottonavo il primo bottone, ma non ce la faceva ancora. No. Io paziente dietro, fermo, che aspettavo, e la signora provando di nuovo ha sbottonato il secondo bottone. Sempre per migliorare. Per cercare sempre di migliorare, ma non ce la faceva. Sbottonò il terzo e non ce la faceva, sbottonò il quarto, disse basta signora, finero, bottoni non è più. No! Stava sbottonando i miei bottoni. Ma come erano i suoi? Sbottonava i miei bottoni, scusi. Ma roba, io pensavo che stesse sbottonando i bottoni della sua gonna. Non si fa, queste cose non si fanno. Io sono una brava persona, ma tu mi sbottoni i pantaloni. Certo. Basta, stendiamo un pelo veloce su questa cosa. Stendiamolo questo pelo veloce. Io salei. Salgai. Accanai. Oh, lo dica come lo sa dire. Qui ci voleva l'applauso siciliano. Accanai sul treno. Sì? Ora, signor La Rosa, non è che qua siamo bambini. No. Io che fa? Dice a parte che cuccetta, non capisce, dice la stessa parola, chi ha cuccetta? Una cuccianica, no? Come una cuccia? Perciò dico a cuccia, se già una cuccia normale è tanta, una cuccianica, con una mano la valigia, nell'altra mano un biglietto, ma calai. Non ci credo. Dico, la devo vedere sta cuccia. Cioè lei ha cercato la cuccetta pensando che fosse una piccola cuccia e si è messo così. E mi feci 4 vagoni, ma non vedevo niente. Arrivai al punto che mi mise a 4 piedi. Che disse, ma lei è vedere. Certo. Vuoi vedere che è infilato sotto qualche sedile? Mentre stavo camminando così, piglio mi sento tamburellare dietro le spalle. Tocchi. Mi girai, era uno in divisa. Appena ho visto, messo si disse, maresciallo, a disposizione. Dice, quale maresciallo? Mi fa, questo sono il controllore. Dice, che cosa sta facendo? Ci stai cercando una cuccetta. E la cerca a 4 piedi, perché se lei ha visto mai cane a dita, questo mi piglia da un orecchio e mi fa, non faccia lo spiritoso, vada avanti! Io stento a credere a quello questo che mi fa, non faccia lo spiritoso. Ma chi è canciato che dai 3.500 euro mesi? No, le devo dire una cosa che la farà arrabbiare, si sta riposando un attimo. È stanco, sì. Chiedo che mi fa battere in mano, è stanco. Non è vero, sarà a sbrigare un'altra faccenda, quindi per il momento 3.500 euro al mese. Il signor Magni ieri... Quanto guadagna lei? Mi dici la verità, quanto guadagna? 1.000 euro al mese, chiedo 3.500. Hai capito? Signor Magni può andare via o può stare? Ma se quello non c'è lui. Devo dire, signor Magni, ieri inquadrato da Sky del momento del gol del Catania col presidente Pulviretti che faceva festa e lui di dietro. Forza Catania, forza Catania. È chiaramente un pensiero da siciliano anche al Palermo che possa riprendersi, ma il Catania veleggia verso vette importanti. Complimenti. Domani vi dirò
quando verrà a trovarci Nicola Le Grottaglie. Credo martedì della prossima settimana verrà a raccontarci la sua missione Paradiso, questo incontro con la fede che praticamente è straordinario per Le Grottaglie, e incontro anche col gol, perché ieri ci ha permesso di vincere. Prego. Benissimo. Allora, basta, non faccia lo spiritoso, vada avanti! Sì. 7 vagoni più avanti troverà le cuccette, vada! Si incazzava. certo. Basta, io mi piglio sta valigia, col biglietto in mano, faccio conto i vagoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì. Qua ci devono essere i cuccetti. E mi tornai a calare un'altra volta. Era convinto che fossero piccole cucce, quindi... Camminando, Sì. ogni tanto alzavo gli occhi per non sbattere con le persone. Certo. E a distanza, che non ti vedo una donna appoggiata con la mano da parete do scompartimento, con un fianco, signor La Rosa, così, con una vecchietta vicino, che seppe dopo che era sua madre, era una signora, ma dopo non lo sapevo. E questa ma bella, donna bella, una bella signora, come ce la vuole descrivere? Delle cose che uno dice, ma io dopo me ne vai in ferie. Certo. Se mi devo prendere le ferie me le prendo lì. Certo. Com'era? Minigonna alla dolce vita. Minigonna alla dolce vita. Sì. Ballatoio con balcone fiorito, ogni vaso tanto. Sì. Con sisma tellurico incorporato. Eccoci. Come la signora parlava, ci ballava tutto il davanzale. Tutto gli ballava, tutto. Labbra così, truccatissima, profumata. E questa mentre io camminavo, che lei che non mi guardava a me, cioè guardava a me nella faccia e il biglietto che avevo in mano. Cioè io camminavo e questa guardava a me e il biglietto e a me e il biglietto. Attenzione che casca da su. A me e al biglietto. Lei pensi al biglietto, io penso. Come ci sto passando davanti? Come? Come ci sto passando davanti? Che verbo è? Come ci sto passando davanti? Che cos'è? Riflessivo. Benissimo. Perché io riflettevo. Bravo. Dissi, ci sto passando davanti a questa casa. Bravo, verbo riflessivo, vedi? Verbo riflessivo. Bravo. Come ci sto passando davanti, questa che non manco te lo aspetti, non tira un braccio a bloccare il corridoio. A me mi fermavo così. Così. No, così. Che cos'è? Un cannaroccio. Del braccio. Mi guarda in faccia, guarda il biglietto e mi fa, lei... Ida mia! Io muto! Quindi sfrontata. Mi fa, lei questa notte dorme qui con me. La tagliai che disse, e a lei cucciudisse. Questa mi fa, via, non faccia all'ognomo. L'ognorro. L'ognorri. Sa benissimo che dorme qui con me. Anzi. Sempre lei, io muto. Sì, lei era zitto. Io muto. Anzi, è bello chiarire subito. Lei preferisce stare di sotto o stare di sopra? Beh, no ragazzi. Madonna mia di... Ragazzi, se voi applaudite, vabbè, ormai l'avete fatto, avallate queste cose. Lei preferisce stare di sotto o stare di sopra? E io dopo pensai, se ancora è parte da Catania. E come arrivo a Roma, i femmine che fanno? Mastropio. Io, signor La Rosa, sa, per questa cosa la cavalleria... Certo, lei è un galantuomo. Ci si guardi per me come è. O di sotto o di sopra. Scelga lei. Bene. Se posso scegliere io, preferisco stare di sopra. Ma scelga lei. Va bene. Questa mi guarda e mi fa, siamo fortunati perché io preferisco stare di sopra. Perfetto. Tutto fatto. C'era la vecchierella davanti a noi, ci scusi, e Ida? Qui è. Certo. Dice, è mia madre. Stia tranquillo perché lei preferisce stare di sotto con me.
Una famiglia consumata. Una famiglia perduta. Una famiglia persa. Certo, tutti sotto la... Anzi, a questo punto io devo fare, anzi, prego, si accomodi prima lei, si metta a suo agio. Agio, sì. Ora io dico, una femmina che ti dice, primo, lei questa notte dorme qui con me, secondo, preferisce stare sopra o di sotto, terzo, prego, si metta a suo agio, che può significare una cosa sola, cioè? Entrare in dos compartimento, chiudi la porta, 1, 2, 3, nudo. Oh! Così mi piacciono le persone determinate. Come mi fece mia madre. Sua madre l'ha fatto nudo? No, veramente ne esce la camicia. Dopo 2 minuti mi ha fruttato, ma ne esce la camicia. Va bene. Appena mi spoglio, giustamente per non fare brutte figure, mi tirai in bocca la panza. Giusto. Ci tupuliai in da porta, io ero in da corridoio, ci si prego, si accomodi. E mi mise in tiro, così. Che serapa la porta. Cutrasivo prima? Chi? Sua madre. Come visti, da una schiglia, e cazza la panza all'aria. La figlia, sentendo la madre gridare, entrò anche lei. Per dare aiuto. Mi disse, dice, ma non svenivo. No. E fece questo movimento. Si lavava a scarpe. Io pensai, si sta spogliando subito. Certo, subito, anche lei calda, focosa, immediata. Invece si leva a scarpa, con un movimento velocissimo del polso, agì al contrario, e mi occhiando un corpo di tacco da testa, tacco a spillo, che mi fece un burtuso da crozza profondo 3 centimetri. Che sono subito tanti. Dopo il botto che ha nella testa, che per si sensi un poco, non mi cominciava a chiandare pedate, pugna tempolate, con le unghie da faccia, pedate negli organi genitori. Che sono pericolose. Che le donne non possono capire. Questo è l'argomento da uomini. Non lo possono capire. Signora Rosa, i Paesi Bassi, lo sa perché deve andare un paese nani. Non ne potevo, io nudo, potevo scappare? Nudo? No. Mentre Ida mi picchiava, io cercavo di vestirmi. Ci stessi 15 minuti per vestirmi, pigliai 15 minuti di corpo in sicco. Come mi vestì? Ma chiappa la valigia, parto nel corridoio che correvo e chissà che mi assicutava, pareva la sorella di Mennea. Io corsi, 12 vagoni ho fatto per perderla. Come mi fermai che non avessi più, posai la valigia, ma affacciai dal finestrino, che il treno camminava, che tutto il panno mi quando il treno si muove fa così. Che là io finestrino per pigliarmi un po' di aria, manco passare 2 minuti, mi disse troppo le aria. Ma vanno lei! Lei era ormai terrorizzato. Invece era il controllore. Che voleva? Che mi tagliava, mi disse, giovanotto, guardi che le mutande si portano sotto i pantaloni, non lo so. Può vestirmi che la premura mi ho messo i mutanni sopra. E allora di corsa me ne andai al gabinetto per cambiarmi i mutanni che i pantaloni. Do gabinetto do treno. Provateci. Che è piccolo ed è in movimento. Vivo per miracolo. 3 volte vedo un peccare in docetto, 3 volte. 3. E da sotto si vedono i binari. Così. Che avventura, che avventura. Il signor Litterio Scalisi. Enrico Guarneri. Allora pubblicità e poi andiamo a chiudere la puntata.